quando de Mussolino s'adunava di sparare già allora fece prova, ma lo brigante che già allerta stava ci desi la sotinda malanova tenente lo pocele mano a ferra ci spara è morto lui e tauda in terra. Da allora in poi s'accaniva la guerra su guai per lo brigante si sgarra, la taglia aumenta e aumenta la scerra per quando ognuno da somma incapara. Che solo da così si può arricchire, si tratta di 50.000 lire. Peppino pace che una botta avere, da tante lo volevano acchiappare, che una nottata per dispiacere, si mise corra ancora a smaniare. Per chi parpiglia lo compagno amato, per brutta sorte ne venne arrestato. Ma solo un arrestato l'ho ricercato, che ad ogni parte riceveva aiuto. Con bella fedeltà viene informato di ciò che succedeva e favoroso. Stefano De Lorenzo e Gianniati ci fuori accanto sempre affezionati, e fuori iddi che può dimostrare la sua benevolenza desero a fuoco una casa dello padre di Vincenzo Zoccoli e ferero a corpo di pugnali l'ex sindaco di Santo Stefano Francisco Fava, brigante poroeda diventate, fuori d'aiuto a Peppe tante volte, non scoprero per fate le date, a Ciccio Martin da luoghi remoti, e dissero Peppino guarda guarda la spiala più meschina e più riparda, lo brigante da vista non s'attarda, perché la grutta di Mancia ricorda, Marti di fare un passo non s'azzarda, come se fosse il zitto di una corda, e Mussolino lo piglia di mira, che brucia per un corpo ce ne tira. Marti cascavo ferito a ginocchione, domandando perdono a Mussolino, ma lo brigante ci rispose: ricordati dello stopato alloppiato che mi portaste dentro la grutta Mancioia, che ti feruto bianco come c'era. Domandando perdono a bocca amara, ma lo brigante pigliato dell'era, n'a avuto corpo subito ci spara, senza capote l'uomo traditore, raccomandare l'alma allo Signore. Ma Mussolino sempre con furore, ancora si volesse vindicare, e a Stefano Zirilli in tutte l'ore, pensa a storia come l'ammazzare,
nonna Santo Stefano s'accosta, che dal locale adatto si opposta. Dopo manco d'ore di da sosta, all'nemico finalmente ha vista, ci tira un corpo e ci rompe una costa. E n'altra ancora che un braccio ci pista. Cadi Zirilli manda Luca Scari, pure due lo tempo di sparare. E Gianni Ati che era da magari, Ciappalo petto feriti leggeri, Mussolino non bascia sta a pensare, Cali venite solo a fatti interi, di gioia lo so ancora sosperato, credendo che Zirilla va ammazzato.